Io mi sento benissimo, visto e considerato che vabbè, è giusto, il Parlamento e la democrazia voteranno, decideranno. Il problema non sono io, a me spiace che qualcuno pensi che questo è un emendamento fatto per me. Mi risulta che ci siano miei colleghi che hanno posto e pongono la questione quanto ho sottoscritto. Non sono io il problema, dice Luca Zaia, quando mancano pochi giorni alla discussione dell'emendamento leghista presentato alla Camera che consentirebbe il terzo mandato ai presidenti di regione. Emendamento salva Zaia, lo hanno bollato sia alleati che oppositori. In Veneto il copyright se lo contendono Luca De Carlo, coordinatore di Fratelli d'Italia, e Andrea Martella, segretario del Partito Democratico. Il diretto interessato però non ci sta. La verità è che l'interlocutore non sono i presidenti o i sindaci uscenti al secondo mandato, ma sono i cittadini che hanno diritto ad una risposta che sia concreta, coerente, in un paese nel quale le uniche due cariche elettive, ovvero il sindaco e il presidente di regione, sono le uniche due cariche che hanno limite di mandati. Ma non c'è solo il fattore Zaia per quanto dirimente. Elena Donazzana, assessore di lungo corso e Miss Preferenze, è data in corsa non solo per le europee di giugno, ma anche tra i possibili candidati meloniani alla presidenza del Veneto nel 2025. Se dovessi dare la risposta vera alla Venezia o Bruxelles, è che io Venezia me la porto nel cuore ovunque io vada, e con Venezia intendo il Veneto. Non so, non credo che questo sia né una preclusione né una promozione. È un passaggio, è una tappa. Insomma, una strada non esclude l'altra, con Donazzana che chiede lealtà a quegli alleati leghisti che stanno invocando lo strappo nel caso di un candidato governatore non leghista. In squadra ci stai sempre, ci stai quando sei una minoranza e alle volte ti aspetti che la tua maggioranza sia un pochino più benevola, un pochino più generosa nel farti stare in squadra, ma stai in squadra come siamo stati noi anche quando la Lega in Consiglio regionale non ci ha dato una presidenza di commissione. Siamo lì precisi, leali, no fedeli. Fedele è il cane, il mio cane è fedele. Leale è chi ti dice guarda magari io avrei fatto un'altra cosa.